Si è concluso al limite della scadenza dell'orario di volo diurno intorno alle 20:30 un intervento di soccorso della stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e alle di soccorso regionale attivate dalla Sores su chiamata di un ciclista che ha contattato il 112 dopo una caduta di una decina di metri in un canale estremamente impervio a quota 1200 metri circa. L'attivazione è arrivata intorno alle 19 da parte dello stesso ciclista che ha chiamato riferendo di trovarsi in difficoltà e di aver rotto e abbandonato la bicicletta ed essere caduto più volte nel tentativo di proseguire. 8 soccorritori della stazione si sono portati a Casera Valinia, sopra Mione, non lontano, dalla quale rimandavano le coordinate ricevute e trasmesse dalla Sores, nel gruppo anche un medico del soccorso alpino e un'unità cinofila. Ci è voluta una lunga perlustrazione dell'elicottero prima di riuscire a individuare il ferito. Quest'ultimo, un friulano 63enne, era in dialogo via cellulare con uno dei soccorritori di stazione che riferiva via radio all'equipe dell'elicottero dove dirigersi. Nonostante le varie rotazioni, però, non si riusciva a individuarlo dall'alto. La svolta quando l'elicottero stava per abbandonare momentaneamente la ricerca per andare a fare carburante, dal velivolo il tecnico di elisoccorso ma anche il pilota hanno avvistato una luce lampeggiante. L'escursionista aveva ascoltato il consiglio del soccorritore con cui era in contatto telefonico e ha prontamente segnalato con la torcia verso l'alto in direzione dell'elicottero. Solo dopo questa azione l'elicottero è riuscito a calare al Verricello il tecnico di elisoccorso nel canale che dalla sua descrizione presentava sia rocce sia tratti di terra bagnata che resti di tronchi trasportati dalle piogge. Raggiunto velocemente il ciclista che indossava ancora il casco e che nonostante le contusioni riusciva a muoversi e a fare qualche passo, il tecnico di elisoccorso lo ha assicurato con il triangolo di evacuazione accompagnandolo per qualche metro in un punto di sgombro da piante. Poco dopo l'elicottero è riuscito a recuperare le due persone nuovamente al Verricello dopo che si erano portate in un punto più adatto e sicuro per le manovre di recupero. Il ferito è stato portato in edibase a Tolmezzo, visitato dall'ambulanza e condotto all'ospedale, sempre di Tolmezzo. Se non ci fosse stato quell'avvistamento dall'alto con la torcia del cellulare, la ricerca via terra delle squadre pronte al campo base avrebbe comportato tempi molto più lunghi e maggiori difficoltà per tutti.